Zaia, interpellato sull'indizione delle elezioni regionali comprese, ha definito una follia convocarle in autunno quando gli esperti prevedono un ritorno del Covid-19. La necessità di far cambiare rotta al governo rispetto alle televisioni e alla stampa locale per le quali al momento non è previsto nessun tipo di sostegno, così sempre il governatore Zaia nel punto stampa. 2 sorelle muoiono annegate tenendosi per mano la tragedia nella notte nella laguna di Venezia. Nella motonave ritrovate le scarpe, forse si è trattato di un gesto volontario. Mio padre abbandonato dai sanitari in casa di cura, la prova sono le sue lesioni al corpo, la denuncia della figlia, l'82enne è rimasto ricoverato solo 20 giorni in una struttura privata. Il bene comune e la salute vengono prima del PIL, lo scrive il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, in una lettera ai fedeli in vista della Pasqua al tempo del coronavirus. Mascherine e guanti obbligatori per il trasporto pubblico dei bus, così da ordinanza regionale, ma non tutti gli addetti del settore sono ligi alle nuove disposizioni. Dentro lo stesso tempo, ritratti dalle case ai tempi del coronavirus, il progetto di 2 ragazzi veneziani che immortala gli autoritratti in questo periodo di quarantena. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Prosegue questa lunga giornata di aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Partiamo anche questa sera dai numeri arrivati da pochissimo del bollettino regionale rispetto a quello di stamattina. Dunque il confronto parla di più 96 casi positivi, sono 12.021 dall'inizio dell'emergenza i positivi, ma gli attualmente positivi sono 10.245. Era da parecchio che non si scendeva sotto i 100, quindi anche questo fa ben sperare. Più 37 casi a Padova, più 30 a Treviso, dove c'era stata invece una diminuzione, più 14 in provincia di Venezia, più 10 a Verona, più 3 a Vicenza, così come a Belluno, più 7 a Rovigo. I deceduti sono 722, se ne riscontrano ben più 22 nella giornata di oggi rispetto al mattino. Alcuni hanno interessato proprio gli ospedali veneziani con un decesso registrato a Mestre, uno a Venezia, uno a Dolo, quindi purtroppo la conta dei decessi prosegue, ma prosegue anche la dismissione di postazioni in terapia intensiva, visto che c'è un meno 21 di ricoverati in area non critica e un meno 8 in terapia intensiva, per cui insomma anche questo dato fa fortunatamente ben sperare. E sono stati tanti i temi affrontati nel punto stampa di oggi dal presidente Luca Zaia, che, interpellato sull'indizione delle elezioni, comprese le regionali, ha definito una follia convocarle in autunno quando gli esperti prevedono un ritorno del Covid. Una follia pensare di indire le elezioni amministrative in autunno quando si prevede un ritorno del Covid-19. Lo ha detto senza mezzi termini il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del quotidiano Punto Stampa, augurandosi che le si convochi il prima possibile e che lo stesso ministro della Salute Speranza intervenga in caso su questo tema. Farle in autunno vuol dire non prendere in seria considerazione che ci sarà comunque una recrudescenza del coronavirus. Rischiamo di non farle più. Cioè, bisogna comunque star fuori dalla fase autunnale, perché se arriva presto, e sappiamo che le previsioni sono che comunque ci sarà un ritorno, perché poi pian piano negli anni sarà la nostra influenza. Trovo sbagliatissimo pensare a una sessione autunnale o addirittura invernale. Zaia, che ha commentato l'iniezione di risorse prevista dal governo a favore delle aziende parlando di provvedimento importante al quale però suggerisce di inserire una postilla. Bene aiutare le aziende, però bisogna inserire una clausola obbligatoria, cioè bisogna che paghino i conti. Guardate che il vero problema di questo 2 mesi ormai è che tutti avanzano soldi da tutti. Cioè non è che puoi far ripartire un'economia così. E allora, se il finanziamento è legato al fatto che devi essere diligente e rispettoso nei pagamenti, se no ti viene revocato il finanziamento, ha un senso. Ma c'è anche il rischio se no di andare a dar soldi a qualcuno che poi non paghi i conti. Presidente che fa il tifo per la riapertura delle aziende, ma definisce un boomerang a livello sanitario sfruttare il silenzio assenso senza l'avallo della comunità scientifica. Torna poi sugli ospedali Zaia, ribadendo quanto già annunciato ieri. Vi dico già
che noi non disarmeremo le terapie intensive. Ma molto nella riorganizzazione del dopo emergenza, dice, cambierà in tutte le strutture sanitarie. Quanto ai numeri, il governatore commenta così i 297 ricoverati in terapia intensiva. Onestamente è da un pezzo che non vedevo sto numero. Siamo andati sotto i 300. Quello dei contagi continua a salire, ma si spiega con lo smaltimento dei tamponi eseguiti e ancora in attesa di esito diverse migliaia. Adesso speriamo di andare a regime, cioè non è colpa di nessuno, è il mondo che va così. Se avessimo tamponi e avessimo fisicamente il tampone e reagenti, andremmo spediti a 100 all'ora. Il problema è che i reagenti non ce li abbiamo. La Regione ha investito su nuovi macchinari nel corso dell'emergenza e di oggi il completamento delle installazioni in azienda ospedaliera di Padova di una nuova macchina di fabbricazione olandese che garantisce 9.600 tamponi al giorno, eseguendo in 15 minuti quello che la macchina precedente effettuava in 2 ore. Presidente Zaia, che ha fatto un passaggio anche sulla necessità di far cambiare rotta al governo rispetto alle televisioni e alla stampa locale, per le quali al momento non è previsto nessun tipo di sostegno. Noi stiamo spingendo e lavorando per questo, visto e considerato che non è che si sta facendo una marchetta alle TV private, si sta semplicemente garantendo il pluralismo e penso che sia fondamentale riconoscere il lavoro di tutti voi. Avete fatto un'opera di protezione civile, chi ve lo fa fare star qua con le dirette tutti i giorni, potevate anche portarvi a casa qualche servizio preconfezionato e via. Penso che questo deve essere un lavoro davvero. Ma guardate, i colleghi presidenti sono tutti d'accordo con me su questo. Io ne ho parlato sia con il Presidente del Consiglio che con il Ministro Boccia di questa partita e penso che sia doveroso riconoscere questo. Non è che stiamo parlando di Antena 3 piuttosto che di Telenuovo o di come si chiama? Telemanduria? No. Telenorba, scusa. Telenorba o altre televisioni. Stiamo parlando di tutti, non è un intervento ad hoc su uno, stiamo parlando di tutti. Sono tutti lavoratori, ci sono tanti giornalisti coinvolti, insomma c'è un mondo. L'assessore regionale all'istruzione, Elena Donazzan, boccia invece il decreto scuola annunciato dal governo. Così si crea disimpegno, dice, contraria anche alla ripartenza il 1° settembre. Lo boccio. Perché lo boccia? Lo boccio per 2 ragioni. Lo boccio perché il ministro di fatto ha incontrato le regioni per la prima volta oggi a valle del decreto, cioè non ha inteso confrontarsi con noi su un tema che è di competenza non esclusiva dello Stato, ma anche competenza concorrente. L'istruzione, per quanto riguarda l'istruzione della formazione professionale, l'istruzione tecnica superiore, per quanto riguarda il calendario scolastico, quella addirittura è una competenza delle regioni. Ecco, il ministro sarebbe lei da bocciare più che il decreto, perché non ha inteso ragionare con noi. Ho ritenuto sbagliato il suo intervento, più volte rimarcato appunto mai con un atto scritto e formale, ma certamente attraverso la comunicazione, le interviste, le uscite sulla stampa e i social, di dire che l'anno di fatto sarebbe finito. Ho detto questo è un messaggio particolarmente diseducativo e genera un disimpegno nei confronti dei ragazzi. Oggi il Ministro ha assicurato che lei non ha detto mai una cosa del genere e che saranno i decreti a parlare. Bene, io mi sento rassicurata in questo. E l'ultima questione, stamattina prima dell'incontro con il Ministro avevamo riunione di giunta con quindi il Presidente, tutta la giunta, ma in particolare con il collega Caner. Abbiamo condiviso invece una formazione molto dura per quanto riguarda il mese di settembre. Il Ministro aveva lasciato intendere anche nel decreto di ripartire il 1° di settembre. Noi diciamo il settore turistico, che riguarda tutta la nazione, che riguarda il Veneto in maniera significativa ed è stato così massacrato da Covid-19, potrebbe avere un pochino di respiro a settembre. Ecco, noi riteniamo che vadano coniugate le esigenze della scuola anche con quello delle imprese. Lasciamo per qualche istante la pagina dedicata al virus, veniamo alla cronaca perché c'è stata la morte di 2 donne annegate questa notte nella laguna di Venezia. Poco prima erano salite a bordo di una motonave della CTV. Sono morte assieme, annegate nella laguna di Venezia, 2 sorelle di 39 e 43 anni che poco dopo la mezzanotte erano salite su un mezzo della CTV diretto al Lido da Punta Sabbioni.
Quando la motonave ha attraccato alla prima fermata, il personale di bordo si è accorto che non c'erano più. L'allarme lanciato dal comandante ha dato il via immediato a ricerche che si sono concluse tragicamente circa 2 ore dopo, quando una delle 4 imbarcazioni dei vigili del fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori, ha trovato i corpi senza vita delle 2 donne. I corpi sono stati rinvenuti sull'isola artificiale al centro del canale del Lido, sul versante di Treporti. È vero che le 2 donne si stavano tenendo per mano? Sì, mi risulta, questo hanno riportato i soccorritori che hanno ritrovato i corpi senza vita. La sorella minore aveva con sé i documenti ed è stata identificata immediatamente. Era una cittadina marocchina residente a Marghera, arrivata in Italia con lo status di rifugiata. Sul posto sono intervenute anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Non era stato difficile per il personale della CTV accorgersi della loro assenza. Erano le uniche 2 passeggere della corsa. Di loro, a bordo, erano rimaste solo le scarpe e una bevanda. Al momento le modalità dell'evento sono ancora in fase di accertamento. Quello che posso dire è che sono state ritrovate a bordo le scarpe di entrambe ben ordinate e ben riposte e questo suggerisce normalmente un evento volontario. Però tutte le altre opzioni sono al vaglio e si stanno facendo degli accertamenti. E ora un'altra storia da brividi, quella di un anziano che dopo 20 giorni in una casa di cura non riesce più a camminare e si ritrova con grosse e profonde lacerazioni. È la figlia, operatore sanitario, a raccontare quanto accaduto al padre. Piaghe e lesioni non soltanto da decubito, vere e proprie ferite, con parti del corpo lacerate letteralmente in carne viva e con grossi squarci. Immagini decisamente troppo forti da mostrare e che per decoro della persona interessata abbiamo preferito coprire. Foto che ritraggono alcune parti del corpo del signor Mariano, 82 anni, malato di Alzheimer, che si è trovato in queste condizioni in appena 20 giorni di ricovero in una nota casa di cura di Venezia privata, che seppur accreditata dalla ULSS è però interamente gestita da personale tra medici e paramedici facente capo a una cooperativa appunto privata, come racconta Paola, la figlia dell'anziano di Mestre. Era tutto piagato, trocanteri, gluteo e anche entrambi i talloni. I familiari avevano affidato alla struttura l'anziano perché se ne prendesse cura e trascorsi 20 giorni, a fine marzo scorso, avevano deciso di riportarlo a casa, nonostante le rassicurazioni del personale che mai, prima di questa scelta, erano stati informati delle sue terribili condizioni di salute. Purtroppo, a causa del Covid-19, non si poteva andare in struttura a vedere i propri familiari, però insomma noi telefonavamo e ci dicevano che stava bene, che mangiava e che stava bene e ci mandavano delle fotografie come dimostrazione che secondo loro lui stava bene. Invece quando l'abbiamo portato a casa abbiamo avuto una brutta sorpresa, tutte queste piaghe di uno stadio anche avanzato. E solamente il giorno prima della dimissione mi chiamò la dottoressa della struttura dicendomi che mio papà forse non era dimissibile in quanto lo stavano curando per delle piaghe che le erano uscite. Paola, a sua volta operatore sanitario, sostiene di conoscere bene il perché di tali piaghe. Io sono un operatore sociosanitario, ho lavorato 10 anni in una struttura di questo tipo, in una casa di riposo, ma una cosa così secondo me è molto grave, in quanto secondo me la mancanza di ausili come un materasso d'aria e una mobilizzazione adeguata del paziente è il risultato che sono venute fuori queste piaghe. Purtroppo con l'emergenza in atto le case di riposo con i loro ospiti sono l'argomento del giorno, con gli anziani che vanno tutelati e curati con grande amore, dedizione e professionalità e non soltanto per via del terribile Covid-19. Noi abbiamo tentato di contattare la struttura con i suoi educatori, ma ci viene ripetutamente negato ogni accesso e risposta, che però arriva puntuale dalla ULSS specificando che tutto il personale fa riferimento alla sola cooperativa e ora la figlia dell'anziano è decisa a muoversi in altra sede. Ovviamente faremo denuncia alla magistratura.
Primo giorno d'obbligo, torniamo a parlare dell'emergenza sanitaria in corso per gli autisti dei mezzi pubblici di indossare guanti e mascherine, eppure c'è chi non li porta. Da oggi tutti i conducenti dei mezzi di trasporto pubblico, ma anche dei servizi noleggio e taxi, dovranno utilizzare guanti e mascherine. L'ordinanza è stata firmata dal presidente Zaia per contrastare ulteriormente il diffondersi del contagio da coronavirus. Le disposizioni sono entrate in vigore a mezzanotte di lunedì per tutelare il più possibile cittadini e lavoratori del settore. Eppure, come si vede dalle immagini, non tutti le rispettano. C'è chi ha solo la mascherina, chi solamente i guanti e chi nessuno dei due. Alla vista di un conducente senza nessuno dei presidi, non potendoci avvicinare oltre il metro, alla domanda se gli fossero stati forniti ha risposto di sì. Poi però ha iniziato ad alterarsi per la presenza della telecamera. Scusi, le sono stati forniti presidi oppure no? Perché non ce li ha? Come Chiesa non possiamo farci trovare impreparati, dobbiamo cercare un nuovo approccio culturale, elaborare nuovi stili di vita, così finalmente da porre al centro del quadrante della cultura e della società la persona e la relazione su cui essa fonda le sue origini, la famiglia. Lo scrive il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, in una lettera ai fedeli in vista della Pasqua al tempo del coronavirus. Dobbiamo spenderci per una cultura politica, prosegue Moraglia, in grado di porre la persona e il bene comune della salute davanti ad altre scelte, soprattutto prima dell'assillo per il PIL, per una finanza e un'economia che mettano al primo posto la destinazione universale dei beni. Dio ci guardi sia da uno Stato centralizzato e assistenzialista, sia da uno Stato liberista in senso individualistico. Così il patriarca di Venezia. Il gruppo Zignago Holding ha donato 1 milione di euro all'ULSS 4 per combattere l'emergenza coronavirus. Sarà impiegato per realizzare una nuova struttura all'ospedale di Portogruaro. È una donazione del valore di 1 milione di euro con la quale verrà realizzata una nuova stanza per la terapia intensiva qui all'ospedale di Portogruaro. Si chiama tecnicamente una recovery room. L'ospedale di Portogruaro avrà una nuova area fornita di 7 posti letto che andranno ad implementare l'attuale terapia intensiva già composta di 8 postazioni, una nuova area attrezzata con apparecchiature elettromedicali di ultima generazione e in grado di fronteggiare epidemie come quella in corso. È una ulteriore stanza di terapia intensiva che però è dedicata a coloro che devono entrare e uscire dalla sala operatoria, cioè prima e post l'intervento chirurgico, ma che all'occorrenza viene chiusa e utilizzata ad esempio per casi come questi che stiamo vivendo in questo periodo del coronavirus, in cui c'è bisogno di posti letto di terapia intensiva attrezzati. La realizzazione della nuova struttura sarà possibile grazie alla donazione di 1 milione di euro da parte della famiglia Marzotto. In tempi di coronavirus, Carlo Bramezza e Stefano Marzotto hanno siglato simbolicamente a distanza in videoconferenza l'accordo che disciplina la donazione. Lavorando insieme si ottengono sicuramente buoni risultati e i risultati devono anche ritornare alla comunità e quindi alla popolazione. E questo ce l'ha sempre insegnato nostro nonno e noi lo continueremo sempre a fare, perché fa parte ormai del nostro DNA. La nuova struttura sarà costruita adiacente al gruppo operatorio dell'ospedale di Portogruaro, in tempi che si annunciano rapidissimi. Realizzeremo in tempi brevissimi questa struttura perché verrà proprio realizzata dai donatori e quindi noi pensiamo che nel giro di qualche mese saremo pronti per l'inaugurazione. E sono già migliaia le richieste di buoni spesa arrivate al Comune di Venezia. L'assessore alla coesione sociale Simone Venturini lancia un appello anche ai commercianti perché aderiscano all'iniziativa con i loro negozi. In Comune tra ieri e oggi sono arrivate 2000 richieste di buoni spesa che stanno in queste ore venendo processate, stiamo verificando i requisiti, stiamo verificando appunto che tutte rispettino le indicazioni date per essere pronti a liquidarle quanto prima. Noi speriamo man mano che arrivano di iniziare già a liquidarne qualcuna e quindi in modo da essere il più veloci possibile e arrivare dove c'è più bisogno. Nel Comune di Venezia si contano già migliaia le richieste di accesso al contributo di solidarietà alimentare, i cosiddetti buoni spesa destinati a chi si trova in gravi condizioni di necessità e bisogno a seguito dell'emergenza coronavirus.
Le domande, esaminate da un'apposita commissione composta da funzionari del Comune, consentono l'utilizzo di buoni spesa del valore di 50 euro dedicati esclusivamente all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e per l'igiene personale nei negozi e nei supermercati che hanno aderito all'iniziativa. Il numero di buoni erogabili sarà poi stabilito tenendo conto dei componenti e della condizione delle famiglie per un massimo di 400 euro. Noi stiamo ricevendo tante telefonate allo 041 per avere delle informazioni sul sistema. Il sistema è molto semplice, non servono particolari documenti, non serve lo SPID, non serve l'ISEE, basta attestare di essere in una condizione di bisogno. È un importante atto di fiducia, certamente, però nel momento in cui io lo dichiaro mi assumo anche delle responsabilità legali, quindi ecco, faccia veramente domanda a chi ne ha diritto. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda. È necessario però che nessun suo componente sia titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, né percettore di ammortizzatori sociali sufficienti al fabbisogno minimo familiare, né deve avere disponibilità economiche come conti correnti bancari, postali, liquidità e carte sufficienti per l'acquisto di beni di prima necessità. Con l'appello che facciamo anche ai commercianti è quello di registrarsi presso il nostro portale. I commercianti possono registrarsi e quindi possono poi ricevere questi buoni spesa che il cittadino utente consegna loro, e sarà poi cura del Comune rimborsare in soldi il pari importo dei buoni spesa che così hanno ritirato. E sono arrivati i soldi dei rimborsi per i veneziani danneggiati dall'acqua alta del novembre dello scorso anno, saranno nel conto corrente già dalla prossima settimana. Abbiamo accertato oggi 104 milioni, che è il totale, diciamo, dei danni per il ripristino funzionale delle lettere A, B e C. E questi fondi, per chi ha completato la domanda, noi faremo un nuovo, questa è la delibera numero 8, venerdì firmeremo la numero 9, dove ci sarà precisato anche, sono precisate le modalità e le tempistiche per ottenere rimborsi. Alcuni privati, alcune aziende hanno già completato l'iter, portando anche tutti i giustificativi, per cui già la prossima settimana avranno i soldi in conto corrente. Un record rispetto alle emergenze nazionali. In un momento così complesso, una buona notizia per i veneziani pesantemente colpiti dall'acqua alta dello scorso novembre. A chi ha già completato l'iter, dunque, dalla prossima settimana arriveranno i rimborsi, fino a 5.000 euro per i privati, 20.000 per le imprese. Chi invece l'ha appena iniziato avrà un nuovo atto dedicato che sarà reso noto nei prossimi giorni. Dei 104 milioni, 47 sono per danni di privati e imprese, quasi 41 per completare i ripristini urgenti della funzionalità dei servizi essenziali, più 16 per i ripristini urgentissimi spesi nell'immediato. Mamma e papà. Dentro lo stesso tempo, ritratti dalle case ai tempi del coronavirus, il nome del progetto di 2 ragazzi veneziani che immortala gli autoritratti in questo periodo di quarantena. Vediamo. Mamma e papà seduti sul divano del soggiorno con in braccio le figliolette di poche settimane. E poi scatti in cucina con la famiglia riunita attorno alla torta di compleanno. E della serie Siamo tutti pasticceri, bellissimo il ritratto di mamma e figlia sorridenti mentre impastano i biscotti. Case di tutto il mondo e da tutta Italia raggruppate sotto lo stesso tetto da 2 ragazzi veneziani, Luca Padovani 22 anni e Alessandro Scarpa 34, per ritrarre lo stesso tempo nel periodo di blocco imposto dal coronavirus. Il non poterci relazionare con gli altri, come magari eravamo abituati circa più di un mese fa, ci pone e ci permette di stare maggiormente in famiglia, ci permette di stare più con noi stessi e ci permette allo stesso tempo di ritrovare o riscoprire delle passioni che magari avevamo accantonato. Appena aperto, il profilo Instagram del progetto ha registrato più di 1200 visualizzazioni in pochissimo tempo. Abbiamo iniziato a raccogliere fotografie autoritratti da parte di amici, parenti, conoscenti, raggiungendo poi persone che noi non conoscevamo. Abbiamo raggiunto una coppia di New York, abbiamo raggiunto sportivi. È la vetrina con cui le persone in questo periodo di quarantena condividono il libro che si sta leggendo, i giochi dei bimbi in giardino, l'esercizio fisico in salotto. Il filo conduttore è sempre lo stesso: stare insieme, che tu sia uno studente, un medico, un professore o un operaio. Il sogno, che non vi nascondo, è quello di realizzare una grande mostra fotografica al termine di questo periodo di quarantena.
Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, naturalmente appuntamento alle prossime edizioni, vi lascio le previsioni del tempo per domani, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce un'atmosfera stabile, ecco dunque che anche mercoledì 8 aprile avremo bel tempo e clima molto mite. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione meteorologica. Sul Veneto avremo una splendida giornata con sole protagonista su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno, vedete infatti che la nuvolosità sarà praticamente inesistente. Temperature ancora in lieve aumento, minime tra i 5 e i 9 gradi, massime comprese invece tra 19 e 21 all'incirca. Ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, non sono attese precipitazioni e il cielo sarà terso e limpido. Temperature minime tra 7 e 12, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 22 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tempo stabile, il cielo sarà sgombro da nubi. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime invece fino a 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.